In diretta a Bologna, allo stabilimento La Perla, dove c'è il presidio dei lavoratori, e parleremo del vostro caso tra pochissimo. Ludovica, vai tu, intanto un saluto a Giuseppe Conte, benvenuto all'Area che Tira. Sì, Davide, queste lavoratrici le abbiamo seguite a lungo, lo sai, loro ci hanno raccontato che adesso si è aperto finalmente un bando di gara, aspettano un imprenditore serio che possa far ripartire questa, che è a tutti gli effetti un'eccellenza italiana, La Perla. Loro sono circa 220, ma soprattutto ora c'è un problema molto urgente che è quello di 50 di queste 200 lavoratrici che sono anche senza ammortizzatori sociali e quindi sono in una urgenza economica che non consente loro di aspettare l'arrivo di questo nuovo imprenditore, il rischio che debbano abbandonare l'azienda nell'attesa che questo nuovo imprenditore arrivi, quindi c'è un problema molto concreto da risolvere. È venuto qui il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte questa mattina, peraltro Presidente proprio nel momento in cui Giorgia Meloni commentava l'aula di ieri dicendo: mentre le opposizioni strepitano noi facciamo cose concrete. Beh no, attenzione, ieri è stato un atto di viltà istituzionale, perché ieri Presidente del Consiglio, di fronte a questa vicenda scandalosa di Al Masry, ha risposto come? Rimanendo nascosta, quindi si è comportata e si sta comportando senza onore. È la ragione per cui noi rivendichiamo che lei venga, perché ieri sono uscite addirittura altre ulteriori versioni contraddittorie da loro. Però visto che dice che sta lavorando, qui il dubbio di tutti gli italiani è: a cosa sta lavorando? Agli affari loro di partito, per proteggere la Santanchè, per aumentare gli stipendi dei ministri e dei sottosegretari? Perché ad esempio noi avevamo proposto un pacchetto contro il carovita nell'ultima legge di bilancio. Loro hanno aumentato gli stipendi dei ministri e sottosegretari, addirittura hanno tolto 100 euro al mese a chi guadagna 700 euro. E c'erano anche nostre misure per rafforzare la cassa integrazione, anche per loro qui, perché già l'anno scorso è aumentato il 30% il numero dei cassi integrati. Hanno respinto tutto e quindi caro vita no, caro energia no, a 5 milioni e 700 mila poveri assoluti niente di niente, cassi integrati no, salario minimo legale no. Ma signori, ma in che mondo viviamo? A cosa sta lavorando? Ora arriviamo su con Presidente in aula. Peraltro siete la forza parlamentare che propone di fare ostruzionismo fin quando non arriverà la Presidente Meloni in aula. Assolutamente sì, questa vicenda è scandalosa perché è un disonore, è una vergogna nazionale e a livello internazionale le conseguenze non finiranno qui. Perché l'Italia consapevolmente, con grande irresponsabilità, ha calpestato il diritto internazionale. Allora uno si chiede: che mandato ha avuto Giorgia Meloni dagli italiani? Di distruggere il diritto internazionale? Che mandato ha avuto Giorgia Meloni di non presentarsi a attaccare i giudici perché lei si ritiene al di sopra della legge? Questo non c'era scritto quando hanno fatto campagna elettorale nel programma di Fratelli d'Italia. Non c'era scritto: guardate, noi vogliamo essere intoccabili al di sopra della legge. Il mandato è stato: risolvi questi problemi. Le crisi impresa, ma lei in fabbrica non ci va. Le crisi aumentano ma non la vediamo. Ora ci torniamo su quello, Presidente Conte. Le volevo chiedere questo: in queste ore, mentre lei è lì, ma forse gliel'avranno segnalato, sta scoppiando una nuova grana per il governo, una cosa molto molto grave di cui poi noi domani torneremo a parlare, che è un caso di spionaggio. Ora c'è questo software israeliano, lo spiego veramente in 40 secondi anche al nostro pubblico, è un software Paragon che viene venduto ai governi democratici e serve sostanzialmente per l'antiterrorismo, per la sicurezza nazionale. Bene, questo software oggi la società israeliana ha sospeso la fornitura di questo servizio perché questo software sarebbe stato usato in modo improprio. Sono stati spiati attivisti e alcuni giornalisti, tra cui cancellato. Questa è un'altra grana piuttosto, come dire, importante per il governo, perché qui che idea, non so se l'ha vista questa notizia. È una questione l'ho vista, non ho dettagli, ma già da quello che emerge un fatto gravissimo, perché che vengano spiati i giornalisti in sé è assolutamente di una gravità inaudita in un sistema democratico. Poi se addirittura l'azienda dice che ha dovuto interrompere il rapporto contrattuale per ragioni etiche,
voi capite che la prima spiegazione fornita dal governo non torna. Oggi il governo deve spiegare come e perché c'è stata questa interruzione con Paragon, e la questione si fa molto molto seria, va ad accrescere l'imbarazzo in cui questo governo ci pone. Lei, non so se quando era Presidente del Consiglio, aveva anche lei, c'era stato dei rapporti con questa società, o è una cosa fatta dal governo Meloni? Guardi, io come Presidente del Consiglio ho avuto ovviamente conservato la delega per quanto riguarda i servizi di intelligence, ma non sono mai sceso adesso al livello del singolo contratto, quindi francamente non potrei davvero dirle questo contratto a quando risale, ma il problema non è il contratto, il problema è l'uso che è stato fatto concretamente di quella che era una possibilità offerta al contratto, evidentemente. Se Giorgia Meloni non dovesse venire in Parlamento, cosa farà l'opposizione? Perché mi pare che al momento non è prevista un suo riferire. Ma guardi, a parte che dovranno comunque andare e riferire tra queste versioni tantissime che sono uscite qual è quella che vogliono presentare, quella vera secondo loro, che devono presentare ai giudici, perché adesso c'è un tribunale ministeriale. Però vede, il problema, io l'ho detto ieri, non è adesso l'accertamento giudiziale, che a questo punto è dovuto e assolutamente urgente, perché hanno detto un sacco di bugie e lei personalmente ha detto tante bugie. Il problema è un altro, è che qui ormai c'è già certificato un giudizio negativo sul piano politico e morale. Emerge da questa vicenda che Giorgia Meloni fa propaganda e anche addirittura utilizzando il fatto di essere donna, madre cristiana, però poi che cosa fa? Imbarca e rimpata su un volo di Stato uno stupratore di bambini con tutti gli onori. Qualcosa non torna, non torna. In questa vicenda c'è la distruzione della giustizia internazionale. L'Italia cosa è diventato con Giorgia Meloni, con questo governo? Che cosa siamo diventati? Addirittura distruggiamo secoli di civiltà giuridica perché questo governo è inetto, incapace e addirittura è spregiudicato sul piano morale? E questo è il tema che offriamo ai cittadini come riflessione. E sicuramente su questo tema non transigiamo, siamo disponibili a fare ostruzionismo a tutti i livelli. Adesso arriviamo un attimo anche alla politica estera e alla proposta di Trump, però mi ha incuriosito molto questo sondaggio di Tecne, che forse ha visto, che noi abbiamo presentato proprio ieri, sul rapporto tra la politica e la magistratura, in particolare sulla fiducia. Allora, a domanda precisa, Presidente Conte, ha più fiducia nel governo, nella magistratura? Il 42% è Tecne, degli intervistati dicono che hanno più fiducia nel governo e il 39% della magistratura. Mi può fare un commento su questo, su questa sfiducia che una parte degli italiani, anche piuttosto consistente, ha nei confronti della magistratura? Come se lo spiega? Guardi, c'è una simmetria di posizioni. Il magistrato deve fare il suo dovere e deve parlare con gli atti. Qualche volta, certo, hanno le loro associazioni, prendono posizioni. Di contro c'è una politica che da 30 anni sta aggredendo la magistratura. Ogni qualvolta la magistratura vuole applicare, lo dico a tutti, quello che è un principio fondamentale democratico. La legge è uguale per tutti, è uguale anche per i politici. E dopo 30 anni di propaganda non mi meraviglia quel sondaggio. Segnala che c'è molta sfiducia nella politica, ovviamente, ma non minore, anzi un po' di più anche nella magistratura. Certo, perché sotto continuo attacco, a furia di parlare di giudici politicizzati, il risultato è questo. E l'abbiamo visto anche vergognosamente col governo adesso in questa vicenda. Cosa hanno fatto? Pur di difendersi, pur di fornire versioni su versioni contrastanti, alla fine hanno scaricato l'attenzione sul magistrato procuratore Lo Voi, che ha semplicemente trasmesso, preso la denuncia, una denuncia articolata, e l'ha trasmessa al Tribunale dei Ministri, senza nessuna aggiunta, come è dovuto, come prescrive la legge. Lo ha fatto con me. Quando è successo a me non mi sono lamentato affatto.
mi sono reso disponibile a fornire tutti gli elementi in mio possesso, serenamente, rispettando chi avevo di fronte. Oggi ho scoperto, io non mi sono mai occupato, non sono mai andato a chiedere in giro, ma lo vuoi, è di destra, di sinistra, è di centro. Oggi abbiamo scoperto, ho letto ai giornali, che appartiene a una corrente, quella più a destra della magistratura. Sì, questo... E allora loro come lo giustificano? L'attacco delle toghe rosse? Qui non c'è una toga rossa, ma io sono assolutamente convinto, non ho mai dubitato, pure se l'avessi saputo. Lo vuoi fa il suo... Non si è mai interessato delle idee politiche di Lo vuoi. Con tutti. L'ultima cosa che le voglio chiedere, mancherebbe. telegrafica, riguarda invece Trump. È su tutti i giornali oggi, ne discutono tutte le cancellerie del mondo, è questa idea di Trump sul futuro di Gaza. Visto che lei Trump lo ha anche conosciuto e ci aveva anche un discreto rapporto, come le sembra questa proposta? Proprio è la classica sparata in stile Trump per vedere un po' l'effetto che fa, o c'è qualcosa che secondo lei ha una sostanza? Qui guardi, molto spesso c'è una questione, adesso parli così tu perché adesso non sei più Presidente del Consiglio, allora le dico che cosa avrei fatto da Presidente del Consiglio. Visto i buoni rapporti che lei ha ricordato che avevo con Trump, E forse che se oggi ancora... fossi Presidente del Consiglio lo chiamerei, se fossi, lo chiamerei, chiederei un colloquio telefonico e direi: hai detto una fesseria, rimangiatela subito, perché non esiste pensare di poter deportare un'intera popolazione da Gaza. I palestinesi rimarranno a Gaza e anzi li dobbiamo difendere, perché dopo questi 2 anni, non 2 anni, siamo meno, cos'è, 1 anno e mezzo? Dal 7 ottobre sì, 1 anno e mezzo. 1 anno e mezzo, assolutamente, 1 anno e mezzo di sterminio sistematico. Dobbiamo adesso garantire, devi cambiare politica e garantire a loro un futuro indipendente. Quindi lei avrebbe preso il telefono e avrebbe detto: caro Trump, così non si fa, il virgolettato è su Gaza. Ma Meloni non lo fa e non lo farà, perché possiamo immaginare che quando va a Washington è solo per prendere i bacetti, prima da Biden e adesso da Trump. Questo non lo sappiamo. Grazie a Conte, buon lavoro Ludovica Ciriello, in bocca al lupo agli operai della Perla, racconteremo nei prossimi giorni la vostra storia. Pubblicità, Bertinotti è già qui nei nostri